Se questa storia fosse fatta di denti direi che sono bianchissimi. Quindi belli. Come questa storia, che è bella. Come i denti bianchi. Belli. Ti ho preso in giro, me la sono inventata questa storia. Ma no, non è mai possibile. Non sei mai seria, Stefana. Sì, poi mi dà fastidio che ci prendi per stupidi. È la 16ª volta che ci racconti la stessa storia e tutte le volte ci dici che non è vera. Non si fa. Sei come dei denti cagliati. Brutti. È colpa vostra che non avete storie belle da raccontare. Non dire le bugie, io ne ho 3. Spero non siano sui denti. Io ho 2 storie. Allora va avanti, suonacene con la bocca. Va bene, ma vi avverto, sono storie molto dure. Dure come dei denti sanissimi. Allora, Aspetta un momento, prima che tu inizi a raccontare la tua storia con la tua bocca, mi potete spiegare perché il titolo di questo corto è Sesso gratis? Sembrerebbe uno schifoso tentativo per ottenere visite su YouTube. Ma secondo me ci deve essere qualcosa alla fine del corto. Che carino. ok. C'era una volta io, che ero io. Mi ricordo tutto come se fosse ieri. Stamattina ho trovato un serpente sotto il letto e visto che io ho paura di loro, come di perdere i denti, l'ho portato in una discarica per tagliarlo con lama e per tagliare. Sfortunatamente sono scivolato in un foro malefico, profondo come una caglia su un dente. Sarei morto se non fossi caduto sul fuoco, che ha attutito la brusca caduta. Il sindaco ha premiato il fuoco con una medaglia e la chiave della città. Peccato che poi si è scoperto che il sindaco era un cespuglio. Ma il fuoco l'ha presa bene lo stesso, adesso sono molto amici e tutte le sere guardano Scraps e mangiano biscotti al cioccolato. Che carino. Questa storia mi è piaciuta perché era bella. Grazie, se vuoi te la racconto. L'hai appena fatto. Allora racconto un'altra storia. Avevo un amico che si chiamava Gigi Pallone di Semi. Un giorno voleva vedere mia sorella nuda dalla mia bocca per non creare sospetti. E quindi mi sono lasciato tardissimo e non sapevo cosa fare. Dovevo fare Hanno la fatto storia, rumore alla però porta per farla aprire. non mi Che ricordo. carino, vado io ad aprire. Sono uscito, stava piovendo. E sono andato a comprare dei cespugli. Sì, posso esserle utile? Sì, mi scusi, questo è il centro dei centri centrali? No, ha sbagliato, quello in centro. Lo so, mi scusi tanto se le ho fatto. Asciugamano. Chi è alla porta? Qualcuno? Piacere, mi chiamo Caverino. Io sono Stefano, piacere. Ho fatto la lista per la spesa. Ho comprato il pane, i fazzoletti, i cucchiai. E avevo talmente tanti soldi che non riuscivo a pescare, ma neanche se mi avessero fatto pescare. Però avevo fame, ho comprato un tramezzino, che mi sa, non so se lo sapete, probabilmente lo sapete, ma si dice con che cazzo. E i quadri puzzavano veramente di puzza, ed erano più grandi di questa nocciolina. Ciao, come ti chiami? Tu dove ti ho già visto? Scommetto che sei un sagittario. E alla fine sono andato in ospedale perché mi sono tagliato 2 dita cercando di tagliarmene uno. E cosa facciamo adesso? Io avrei un po' di sonno in faccia. Giustamente sento anch'io questa cosa su di me. Come i miei denti. Che carino. Io credo sia meglio andare a dormire. Concordo. Come i miei denti.
amici, dove state andando? Cioè, non scappate. Vi avevamo promesso qualcosa con questo titolo e tutto il resto, invece vi abbiamo portato via tempo. Magari potevate usarlo per, cosa ne so, andare in bicicletta, dare da mangiare alle galline, e quindi mi sembra giusto accontentarvi, no? Quindi ragazzi, adesso, sesso gratis. Agente sesso gratis, agente sesso gratis, c'è un caso per lei, dobbiamo arrestare dei rubatori. Maledetti, che hanno combinato questi teppisti? Sembra proprio che abbiano rubato del cibo da un bar. Maledetti, muoviamoci alla sesso gratis mobile! Meno male che siete arrivati! Per un attimo ho pensato al peggio, tipo che vi eravate scordati tutto! Non si preoccupi, Barriere, sesso gratis non dimentica mai nulla. Eccetto i compleanni che cadono il 27 luglio. Allora, mi dica, qual è il problema? Mi hanno rubato le cose! Maledetti! Mi sa dire chi sono i responsabili? Sì, è la banda urlatrice! Vengono sempre qui a prendere il caffè e ad urlare! Maledetti! Sesso gratis, eccoli là, sono loro! Vicino a quella roccia a forma di statua! Maledetti! Acciuffiamoli! Maledetti! Restituite subito ciò che avete rubato al barriere! Ma di che state parlando? Noi non sappiamo nulla! Bugiardi, non dite balle! Se ci hai chiamato bugiardi, evidentemente dobbiamo dire bugie per esserlo, o sbaglio? Maledetti, silenzio! Ridatemi subito la bustina di zucchero che avete preso dal mio bar, figli di puttana! Avete sentito? Ridategli subito la sua... bustina di zucchero! Che succede? Che c'è da ridere? Ha qualcosa sui baffi? No, signor Barriere. Questi sono dei bravi ragazzi. Hanno solo preso una misera bustina di zucchero. Bustina di zucchero? Pensavamo fosse un raviolo bianco. Al massimo le hanno fatto un favore. Si sa che i clienti amano aprire le bustine e spargere lo zucchero su tutto il tavolo per divertimento. Sì, infatti. Barriere, la dichiaro in arresto per frode sociale inadempiente alle regole di legislazione agricola. No, la prego, non posso andare in prigione! Mia moglie non è ancora in grado di camminare dopo l'incidente! Lei e mia figlia hanno bisogno di me! Raccontalo al giudice, bastardo! Sesso gratis, anche questa volta hai ripulito la città dal crimine! Sì, lo so, ma quanto durerà tutto questo? Finché i criminali come il barriere, il giardinista e il negoziologo rimarranno assetati di vendetta, bisognerà tenere gli occhi ben aperti per proteggere la nostra cara, fragile cittadina di Imene. Come? Mi scusi, non la stavo ascoltando.